Iana Simpan, in un'era di nativi digitali, andare a riscoprire i giochi poveri siciliani e quindi crearne una memoria per le nuove generazioni è un grande valore educativo. Sì, è un'operazione culturale importante per una rivitalizzazione della cultura ludica, perché i giochi poveri hanno un'anima importante, parlano di ragazzi di un'altra epoca, parlano di cortili, parlano di punta, un altro modo di giocare, di stare insieme. Ma abbiamo notato durante queste due giornate di lavoro, di laboratorio con i bambini, che molti di loro comunque conoscono questi giochi. Però abbiamo aggiunto anche quel sapore del dialetto, che diventerà una materia di insegnamento nelle scuole siciliane. Infatti i ragazzi hanno recitato i titoli dei giochi, i nomi dei giochi sia in italiano che in siciliano, ci hanno rappresentato i loro disegni che diventeranno un libro che noi doneremo alla biblioteca. Hanno fatto quindi dei disegni, hanno fatto dei cartelloni, hanno scritto loro le regole e ce li hanno presentate. Quindi un'operazione importante che si aggiunge, perché questo è un secondo step del progetto nazionale Si va in biblioteca, quindi Soroptimist va in biblioteca. L'anno scorso, proprio in questi giorni, noi abbiamo proposto sempre ai bambini della scuola elementare, bambini un po' più piccoli, Favolando, leggere giocando. Quindi è un anno di progetto e infatti proprio oggi pomeriggio abbiamo affisso una targa che è stata svelata dalla vice sindaco, perché il comune di Agrigento è sempre al fianco del Soroptimist nelle operazioni culturali che propone, quindi a ricordo di questo anno di andare in biblioteca, e speriamo che ce ne sono tanti altri anni e che questi ragazzi crescano con l'idea che la biblioteca è un luogo di aggregazione, è un luogo dove è possibile non solo studiare quando si è più grandi, ma davvero creare quel bagaglio culturale importante, personale, che fa la differenza in ogni cittadino europeo. Il recupero del gioco povero da parte del Soroptimist ha visto anche il sostegno da parte dell'amministrazione comunale, perché comunque è un'iniziativa dall'alto valore educativo, culturale, abbatte le barriere perché era un modo di giocare completamente diverso e quindi crea una forte coscienza storica di radicamento delle tradizioni. Sì, i bambini come al solito ci superano nuovamente, nel senso che l'iniziativa di oggi è davvero importante ed interessante per loro, perché se c'è qualcosa che forse gli adulti hanno mancato nei confronti delle generazioni di bambini di oggi è questo appuntamento col gioco che non abbiamo saputo tramandare, ricordare, accomodandoci forse un po' troppo facilmente su modalità alternative di gioco che rubano probabilmente il loro tempo senza porre attenzione su quella che è la finalità educativa a cui proprio facevi cenno del gioco. E la giornata di oggi mette in gioco tutta una serie di dinamiche che tramandano, no? queste tradizioni ludiche e non solo, e mettono in campo ricordi che afferiscono alla capacità di movimento durante il gioco, della relazione, del sapere, delle dinamiche che i bambini mettono in campo. Quindi certamente è importante, certamente l'amministrazione desidera essere presente a fianco di questo mondo associativo oggi, il Soroptimist, che certamente riesce a fare tanto, più di quanto si possa immaginare, piantando quei semi nelle giovanissime generazioni. Questo è un progetto che prosegue, un'attività svolta già lo scorso anno, Favolando se non ricordo male, proprio con i bambini di questa fascia di età, e che chiaramente contribuisce ad arricchire il loro bagaglio, e se i semi sui bambini vengono correttamente piantati daranno certamente frutto. Quindi siamo qui a sostenere queste iniziative e garantiremo certamente sempre la nostra presenza alle altre iniziative che si vorranno assicurare ed organizzare in futuro.